Buongiorno, oggi siamo alla caserma Ottone Pecorai, sede del 63esimo Fanteria d'Arresto Cagliari. Siamo a Lucinico, in provincia di Gorizia. Siamo appena entrati nella caserma attraverso un buco nel muro che si trova sul retro. C'era stato detto che qui c'era modo di entrare, quindi siamo entrati nella caserma. Questa è una caserma come tutte le altre visitate, abbandonate da circa 20 anni, qualcosa di più. Qui, essendo sempre dentro la caserma, ma essendo nell'area verde, non so esattamente da che parte dirigermi, quindi cerco di seguire il sentiero perché sembra che qui sia entrata parecchia gente. Eccoci qui, seguendo il sentiero arriviamo a un secondo cancello. Secondo cancello che però è aperto. Il passaggio è molto stretto e io, che sono di corporatura molto robusta e anche qualche chilo in sovrappeso, non è facile per me entrare, ma tirando un po' dentro la pancia ce l'abbiamo fatta. Mio figlio, che è più piccolo, invece non ha avuto di questi problemi. Cerchiamo di capire dove andare. Ci dirigiamo verso l'ingresso principale, che abbiamo girato tutto il perimetro quasi della caserma fino a quando abbiamo avuto questa dritta, quindi adesso praticamente sappiamo abbastanza bene come orientarci. Qui vediamo delle porte blindate con le sbarre e sono quasi tutte chiuse. Proviamo a vedere con la luce se si vede qualcosa all'interno, ma non credo, perché questo è un vetro blindato, infatti, quindi riflette la luce troppo grosso. Ci abbiamo provato. Allora, lì mi pare di vedere un ingresso sul secondo edificio, però prima percorriamo in ordine tutto questo primo edificio per vedere se esiste qualcuna di queste porte aperta, anche se onestamente mi sembra di no, sono tutte porte di una certa consistenza. Qui c'è il muro di cinta e siamo arrivati alla fine del primo edificio. Comunque completiamo la visita fino all'ultimo portone, anche perché presumo che questa caserma non sia comunque gigantesca. Penso che in una quindicina di minuti dovremo vederla tutta. Ma sarei curioso di sapere cosa si trova qui all'interno, anche se probabilmente non lo sapremo mai. Niente, non si vede nulla dentro. Vediamo se questa stanza si vede qualcosa. È una stanza completamente vuota, tutta imbiancata, e quella di fianco è uguale. Probabilmente sono stanze completamente vuote, sono state svuotate di tutto il materiale che vi era all'interno e sono state chiuse, anche se non comprendo il motivo del fatto di averle chiuse. Sì, è vero che i vandali non ci vanno dentro, però è un motivo in più per i vandali per cercare di entrare, la curiosità. Ma comunque va bene, sembra che tutte le porte abbiano retto, salvo un paio di finestre.
Adesso proviamo a vedere questo secondo edificio. Qui più indietro avevo notato che c'era, o almeno sembrava esserci, una porta semi aperta. Eccole qui, qui ce n'è un'altra, entriamo subito da questa. Accendiamo la nostra potente torcia, Nitecore. Beh, che dire, non c'è nulla di particolare, il classico murales che non poteva mancare. Qualcuno ha cercato di rompere una zanzariera. E qui c'è anche riuscito. I neon sono intatti, la cosa strana che i neon sono intatti è una rarità. Di solito si trovano i neon distrutti, ma comunque questa caserma mi dà l'idea di essere stata riutilizzata almeno per qualche periodo da qualcuno, anche perché per esempio questa porta la vedo molto bella. Vediamo se si apre. Non si apre, però abbiamo visto l'altra porta aperta dall'altra parte, quindi noi adesso facciamo il giro e andiamo dall'altra parte, anche se abbiamo visto che non c'era assolutamente nulla all'interno di quella stanza. Cosa posso dirvi? L'Urbex è sempre un mistero, non si sa mai cosa si può trovare, per quanto questi luoghi siano comunque molto frequentati. Questa è una giornata che mi sono preso con mio figlio per fare parecchie gite in zona Gorizia. Questa è la prima delle caserme che trovo aperta. Le prime due erano chiuse, ma probabilmente ne faremo altre. Eccoci qua, siamo entrati anche qui, stessa porta di prima, stessa porta scorrevole. Lì continua l'edificio, però noi andiamo di qua perché vediamo una porta che non sappiamo se è aperta o chiusa. Comunque qui vediamo degli impianti elettrici nuovi, sia qui che in alto, quindi sicuramente questo è stato un edificio riutilizzato, e infatti vediamo i quadri elettrici. Vediamo i quadri elettrici. E così insomma. Andando avanti con questa passeggiata, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato anche in privato, oltre che averlo scritto in pubblico alcuni, per aver notato il netto miglioramento negli ultimi miei video dove uso questo nuovo stabilizzatore DJI Osmo Mobile SE, che è un modello non economico, ma non è il top di gamma, ma comunque con una spesa, vi rendo partecipi di questo, con una spesa di soli 109 euro, praticamente con il cellulare si possono ottenere queste riprese molto ma molto stabili. E diciamo che nonostante abbia una fotocamera digitale di fascia media, quindi non è proprio una schifezza, nonostante questo i video fatti con questo gimbal Osmo Mobile e il mio cellulare, che non è un top di gamma anche se fai video a 4K, sono superiori a quelli fatti con la fotocamera, che costa di più di cellulare e Osmo Mobile insieme. Quindi diciamo che ho avuto un miglioramento senza spendere troppi soldi. Allora, eccoci qua. Questa presumo sia a occhio e croce l'ultima parte della caserma. Qui c'è il muro di cinta, probabilmente noi abbiamo camminato qui dietro per entrare.
ed entriamo qui, ci abbassiamo. Ci abbassiamo. Adesso vediamo, ma credo che questo sia l'ultima parte della caserma. Qui la caserma finisce. Vediamo cosa troviamo. Anche qui vediamo la caserma in buone condizioni, cioè non è completamente allo sbando, anche se comunque, visto il sentiero molto trafficato, qualcuno entra. Qui vediamo i sentieri con i lampioni originali della caserma. E proviamo ad andare da questa parte. Io credo che qui più avanti troveremo uno dei due cancelli carrai della caserma, che sono tutti sullo stesso lato, mentre il buco nel muro dal quale noi siamo entrati si trova esattamente sul retro. Eccoci qua. Allora vediamo cosa troviamo qui dentro. Allora, qui vediamo delle maniglie. Qui vediamo delle maniglie, delle guarnizioni, i bagni. E qui, come succede purtroppo quasi sempre, hanno spaccato tutto. Torniamo fuori per di qua e proseguiamo nell'edificio alla sinistra. Qui siamo nella parte probabilmente più vecchia della caserma, infatti possiamo vedere i neon che sono molto vecchi e non sono stati restaurati. Queste probabilmente potevano essere delle piccole camerate con i bagni, mi viene da pensare, ma non sono esperto, avendo io fatto il servizio militare nei carabinieri, tra l'altro qui vicino, e l'ho fatto al comando compagnia di Cividale del Friuli. Qui vediamo le colonne dei lavandini, strano che non se le siano vendute, anche se sono scheggiate alcune. E niente, qui hanno devastato tutto purtroppo, come spesso capita, ma vabbè, il divertimento è questo. Qui hanno fatto, ci sono questi chiodi, se qualcuno dovesse entrare stia attento perché è difficile fare questo, avere quest'hobby dell'urbex con delle scarpe antinfortunistiche, o meglio, io uso scarpe da trekking perché le antinfortunistiche fanno troppo male ai piedi e comunque non ho mai avuto problemi. L'importante è non usare scarpe da ginnastica, e le scarpe da ginnastica sono pericolose, hanno la suola troppo morbida. Adesso entreremo di là, ma prima mi viene voglia di tirare un calcio a questo pallone. Scusatemi, ma è irresistibile. Allora, adesso dobbiamo finire questo edificio. Bene, torniamo alle cose serie. Torniamo in questo edificio. Vediamo tutte le stanze, tanto sono poche e sicuramente non ci sarà niente di interessante. Sono tipo camerate con bagni uguali a quelle di prima, non cambia nulla. Qui avete visto mio figlio, visto che è a casa da scuola, si diverte a venire con me
In cambio gli ho promesso una bella mangiata. Vediamo se troviamo un ristorante dove hanno il frico o il prosciutto crudo di San Daniele, o meglio ancora quello di Sauris. Vediamo, è ancora presto. Bene, allora questo edificio l'abbiamo fatto. Prima di fare questo e quello e di vedere il monumento con il pennone della bandiera, vediamo qui, eccoci qua. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo il muro di cinta, credo, principale. Adesso vediamo un attimo di capire, dove siamo. Allora, qui c'è un muro di cinta, però non vedo cancelli. Non vedo cancelli né di qua né di qua. Vabbè, non importa. Andiamo un passo alla volta. Entriamo qui dentro. Questa sembrerebbe essere la sala mensa, dove c'è il bar. Così mi ricorda questo, però potrei sbagliarmi. Che puzza. Qui c'è proprio puzza. Comunque sì, qui c'è un bar. Qui ci sono delle perdite sul tetto. Vediamo cosa troviamo all'interno del bar. Magari ci possiamo bere una Coca-Cola del 1986. Vediamo se c'è una Coca-Cola dell'86. Niente, il bar è chiuso. Però c'è un bicchiere della vodka della Keglevich. Sì signori, eccolo lì. Per chi ha fatto il militare qui in Friuli, quello è un bicchiere abbastanza conosciuto. Lo recupero, non è Keglevich però. Vediamo cos'è. Vodka Viborova. Mi ricorda i vecchi anni del militare. Io non avevo mai bevuto la vodka prima di venire qui in Friuli. E c'era un carabiniere graduato che aveva un bar. Una volta siamo andati a mangiare da lui e a fine cena ha tirato fuori tutte le bottiglie della Keglevich di tutti i gusti. Non mi ricordo se erano 20 o 30 gusti di vodka diversi. Una cosa incredibile. Alcuni erano stomachevoli, sono onesto, facevano proprio schifo. Però, tant'è che all'epoca, quando si aveva 20, 22, 25 anni, andava di moda bere la vodka al melone, la vodka alla pesca, al mango, all'anguria, tutte queste cose strane che se bevi adesso ti svegli col mal di testa che hai 59 anni, o comunque almeno una decina di più di quando le hai bevuto. Bene, usciamo per il retro e io sto cercando di capire dov'è l'ingresso della caserma, perché continuiamo a non trovare l'ingresso della caserma. E mi viene da pensare che la caserma sia molto più grande di quello che credevo, perché qui c'è un altro ingresso a un'altra parte della caserma. A meno che non siamo tornati indietro. Adesso proviamo a tornare di qua. No, noi non siamo passati di qua. Questa è la prima volta, quindi qui c'è qualcosa che non abbiamo visto. A meno che non ci siamo persi, cosa che mi sembra molto strano perché non mi sono mai perso. Almeno non mi sono mai perso durante i video. Eccoci qua. Ora riesco a capire tutto. Questa è un'altra parte della caserma, ma è tutta verde e qui c'è uno dei due cancelli che vi dicevo.
ecco qui, ora tutto torna. Questo è uno dei due cancelli, quindi l'altro si trova sulla sinistra. Adesso spariamo via da qui perché dalle case davanti ci vedono. Spariamo da qui, torniamo lì dentro e ci mancavano due edifici più la piazza e avevamo parlato di un piccolo monumento dove c'era il pennone dell'alzabandiera, quindi facciamo anche quello. Allora, siamo usciti qui a sinistra, vediamo qui a destra cosa c'è, giusto per, anche se non credo ci sia niente di particolare, infatti sono sempre stanze vuote. Qui ci sono piante di gigli molto belle. La cosa bella delle caserme abbandonate sono gli animali e le piante che vi si trovano all'interno. Ci sono una flora e una fauna spaventose. Qui in Friuli più flora, mentre in Veneto ho trovato veramente molta ma molta fauna. Allora, eccoci qua. Facciamo un po' di silenzio perché qui siamo attaccati alle case. Qui davanti ci sono le case perché c'è l'ingresso principale. Eccolo qua. Questa è la porta principale. Questa è la porta principale. Qui i vetri che vedete, quelle due finestrelle con i vetri sono vetri blindati. Posto di guardia dove c'era il mitico piantone. Cancello automatico ovviamente. E niente, adesso noi torniamo indietro. Scusatemi, torniamo indietro e facciamo gli ultimi due edifici, come dicevo, sul piazzale principale. Sembrava una gita più breve all'inizio, in realtà è diventata, da fuori sembrava più piccola la caserma, anche se ci sono delle aree verdi molto grandi. Vediamo qui cosa c'è. Qui c'è anche odore da funghi, tra l'altro. Allora, qui bisogna stare attenti perché ci sono tanti vetri. E qui hanno spaccato tutto, neon, tutto quanto. Purtroppo qui troviamo i soliti danneggiamenti. Purtroppo. Ma vabbè, non ci si può fare niente. Da quanti anni che non vedevo queste tende? Da quanti anni che non le vedevo? Vediamo se funzionano ancora. No, non funzionano più. Non funzionano più. Da quanti anni che non le vedevo. Qui c'è un altro bar, vedo. Questo è più piccolo. Questo potrebbe essere il circolo ufficiali o la parte della caserma riservata a ufficiali, sottufficiali, mi viene da pensare, perché l'altra era più grande, quindi forse l'altra era per i militari di truppa. Questa è solo una mia teoria, ovviamente. Se poi qualcuno che guarderà questi video ha vissuto qui dentro, potrebbe illuminare me e tutti quelli come me che non ne sanno molto. Qui ci sono ancora dei fondi di caffè e delle spugnette abrasive. Wow. Adesso proviamo ad andare qui giù perché ero incuriosito da vedere cosa c'era qui. Anche se qui mi sembra che ci sia solo tantissima umidità di risalita e anche di discesa. Qui bisogna stare attenti alla muffa, a parte che noi non ci viviamo qui. Però c'è veramente tanta muffa, veramente tantissima muffa. Non so cosa ci sia qui, forse era una dispensa, un magazzino, non lo so.
Comunque qui possiamo vedere piano in marmo, scalini in marmo e piastrelle anche di una certa qualità perché sono grandi. Una volta queste piastrelle costavano, non sono quelle piccoline che venivano usate negli anni 70-80. Allora io cerco di capire per orientarmi. Allora dobbiamo non è facile orientarsi. Comunque adesso cerchiamo di capire dove andare. Magari ci siamo pure persi. No, beh, a parte gli scherzi. Vediamo. Andiamo verso le parti più chiare, troveremo il piazzale prima o poi. Ecco qua, questo è un edificio che non abbiamo ancora fatto. Il piazzale dice mio figlio che è dalla parte opposta e io mi fido di lui. Però ci manca questo edificio. Non mi ricordo questa ringhiera. Quindi adesso facciamo questo edificio qui, anche se non mi sembra comunque gigantesco. Eccoci qua. No, infatti è molto piccolo. Però vediamo che c'è un passaggio dall'altra parte, quindi l'edificio continua anche dalla parte di qua. Qui ci sono i sotterranei e noi andiamo a vederci i sotterranei perché non possiamo stare senza. Potremmo non visitare i sotterranei, che probabilmente, dico io, sarà un locale caldaie o qualcosa di simile, però la curiosità ha ucciso il gatto e quindi noi andiamo a vederla sperando di non fare la fine del gatto. E sperando di capire come si passa fino alle dietro, perché non è proprio semplicissimo. Ci conviene passare di qua perché alla fine sono tutte piante senza spine, quindi essendo piante senza spine non abbiamo nessun problema. Allora, questa è la porta dei sotterranei, io li chiamo sotterranei, ma vediamo cosa c'è. Probabilmente è solo una stanza, un locale tecnico. Vedo anche delle piastrelle, tra l'altro quelle piccole di cui parlavo prima. E infatti sì, sembra una specie di locale tecnico. Qui non c'è nulla, salvo i neon che sembrano appena montati, incredibile. E anche questo impianto idraulico sembra a posto, anche se poi qualcuno ovviamente qualche danno l'ha combinato perché non si riesce, cioè, come molti di voi sapranno, anche se non tutti, perché comunque bisogna saperle le cose. Una delle regole dell'Urbex è che dove si va si lascia com'è. Questo vuol dire che non si spacca nulla e non si porta via nulla, fermo restando che spaccare nulla io lo trovo molto facile, ma se apro una di queste porte e mi trovo un elmetto, una maschera antigas o qualcosa di simile, lo trovo un po' più difficile non portarmelo via, cosa che comunque non è mai successa. Allora, proviamo a fare il giro di questo edificio, se vediamo se si può passare di qua e andare dall'altra parte. Qui c'è una strada asfaltata, quindi probabilmente si può passare. Sì, notare che in questa strada asfaltata sono cresciuti alberi in mezzo alla strada asfaltata, guardate.
un albero di 5 metri e questi sono alberi di 10 metri cresciuti in mezzo all'asfalto. Asfalto che quasi non si vede più perché è ricoperto non solo dalle foglie cadute ma dal muschio. Muschio alto 3, 4, 5 centimetri. Eccoci qua, e mio figlio aveva ragione, lì in fondo vedo il pallone e il piazzale dove eravamo prima. Quindi, tra l'altro qui vedo una specie di friggitrice o qualcosa di simile in mezzo al piazzale. Una cosa un po' strana, ma vabbè. No, qui vedo che hanno organizzato qualcosa perché ci sono dei tavolini, delle cose. Noi siamo curiosi e vogliamo vedere cosa c'è dentro qua. Immondizia. E i lumini per i morti. Hanno acceso i lumini per i morti. Allora, noi eravamo di là, quindi ci mancavano 2 edifici, avevo detto che sono questo e questo. Quindi entriamo per primo in questo, che è quello dove eravamo, poco fa eravamo qui dietro questo edificio. Ecco, io per parlare per poco mi ammazzo sul fil di ferro, cosa che per fortuna non succederà a mio figlio perché mi sono quasi ammazzato io e lui ha capito. Ecco, questa era la mensa. Mi sembra abbastanza evidente che qui ci fosse la mensa, quindi probabilmente ci saranno le cucine, le celle frigorifere. Adesso vediamo. Qui si appoggiavano i vassoi e si prendevano le cose dal banco o si veniva serviti. Mi ricordo che ho fatto il cuoco anch'io, io ho imparato a cucinare a militare, eccole qua le cucine. Io ho imparato a cucinare a militare, adesso sono un cuoco abbastanza bravo, ovviamente per la mia famiglia, il mio lavoro è un altro, però una delle cose che ho imparato a militare e gliene sono grato è che ho imparato a cucinare. Eccolo qui il forno della Zanussi. Zanussi, se non sbaglio, è friulana. Bene, allora continuiamo la nostra visita nelle cucine. Qui probabilmente era una dispensa. Qui vista la porta mi viene da pensare che fosse la cella frigorifera. No, non era la cella frigorifera perché c'è una finestra normale. Questa era la cella frigorifera, eccola qui. Eccola qua. Ecco la cella frigorifera con delle mensole in acciaio perfette. Incredibile, sono ancora in perfetto stato di conservazione. All'epoca lo Stato non badava a spese con i soldi delle tasse, però è anche vero che la Naia ha fortificato molti giovani e ha svegliato molti giovani che adesso continuano a dormire fino all'età pensionabile. Bene, allora continuiamo fino in fondo, giusto per vedere le ultime cose di questa stanza. Possiamo vedere qui i gradi, vediamo cosa c'è scritto. Peccato che qualche deficiente abbia rotto, perché alla fine questo era, mi viene da pensare, il simbolo della caserma. Se qualcuno vede questo video e lo vuole portare in un museo, venga a prenderlo prima che non resti niente, perché io credo che se qualcuno se lo porta via nessuno avrà niente da ridire. Beh, questo era probabilmente dove lavavano i piatti, zanzariere per terra, vetri rotti con grossi blocchi e niente.
Questi sono i divertimenti di molti giovani d'oggi. I giovani che non hanno fatto la naia, perché se avessero fatto la naia probabilmente non si annoierebbero così facendo queste cazzate. Adesso torniamo fuori, facciamo l'ultimo edificio. La durata di questo video sta diventando record. Da fuori non sembrava veramente così grande questa caserma, e sono tutti edifici di un piano, è quello l'incredibile. Se fossero edifici di 2 o 3 piani, come alcune caserme che sto cercando di andare a visitare, ci si metterebbe veramente tanto. Allora, eccoci qua. Prima di andare nell'ultimo edificio, andiamo a vedere questa cosa che mi aveva fatto notare mio figlio. Qui c'è il pennone dell'alzabandiera con 2 fari. Questo è il piazzale dove vedo, mi sembra, un campo da basket, e lì probabilmente c'erano i supporti per i canestri, uno dalla parte opposta e uno era qui, quindi qui probabilmente c'era il campo da basket. E qui c'è una statua, una piccola statua, vediamo cos'è. Non è facile capirlo. Anche perché ci sono delle altre cose ai lati, tipo questa lapide, però purtroppo quello che c'è scritto sotto non si vede tanto bene. Vediamo se riesco avvicinandomi a leggerlo. Allora, Ottone Pecorai. Ottone Pecorai. E qui c'è questo masso, anche qui ci sono delle scritte, però purtroppo sono rovinate. Qui andrebbe fatto un restauro, anche con un'idropulitrice permetterebbe di leggere quello che c'è scritto. Fatto questo, non ci resta che vedere l'ultimo edificio, che è questo qui di fronte a noi. Guardiamo questo. Questo è l'ultimo, perché gli altri li abbiamo già fatti. Facciamo questo e poi vi saluto. Allora, nell'entrare in questo edificio vi ricordo una cosa che faccio sempre. Vi chiedo per cortesia di mettere mi piace a questo video, sperando che vi sia piaciuto ovviamente, ma vi chiedo anche di seguire il mio canale YouTube diventando follower, perché quest'hobby ultimamente inizia a diventare molto costoso. Nel mio primo anno di Urbex ho percorso quasi 8000 km, e anche se ho una macchina che consuma pochissimo, come voi potete sapere, 8000 km non sono pochi, dei quali almeno 6000 in autostrada, e quindi ho foraggiato abbondantemente i fratelli Benetton. Non è che mettendo mi piace o seguendomi io guadagnerò soldi, almeno non adesso, perché mi manca moltissimo per guadagnare soldi, ma diciamo che vedere crescere il canale per me è una soddisfazione, cioè è un premio ai miei sforzi, perché alla fine sono 2 mattine consecutive che mi sveglio alle 6 di mattina per andare in giro. Lo faccio per passione, per carità, però vedo che molti di voi apprezzano questi video, e addirittura molti mi chiedono di andare a visitare le loro caserme dove facevano il servizio militare, dove prestavano servizio militare, o dove facevano le guardie, o nelle polveriere dove erano stati inviati. E quindi io anche qui mi sto sforzando di andare a visitare tutte le caserme, anche se, ripeto, ho una lista di 200 caserme in Friuli.
e per arrivare a metà probabilmente ci metterò almeno 6 mesi, quindi calcolo che in 2 anni le vedrò tutte e 200, o se non le vedrò quantomeno mi ci recherò e saprò che sono per esempio aperte, chiuse, inagibili o altro. Eccoci qua, muro di cinta, siamo passati qui dietro prima e niente signori, io vi saluto, spero che abbiate gradito questo video molto lungo, siamo a 41 minuti quindi siamo insieme da parecchio. Spero che vi sia piaciuto tutto, l'abbiamo scoperta insieme. Molti mi dicono ma perché non fai prima un giro da solo e poi fai il filmato così ti documenti meglio sulla caserma. Beh, io credo che la cosa più bella sia vedere la caserma insieme, io e voi, con tutto quello che ci può star dietro, sorprese, tipo trovare qualcuno dentro oppure insomma, penso che la cosa più bella sia non preparare il video prima, ma farlo spontaneamente come li faccio io. Magari dico qualche sciocchezza, qualche volta scivolo con qualche inesattezza, però almeno il video è molto più genuino così. E niente, io da questo piazzale vi saluto, vi auguro buona giornata e grazie a tutti.